Presentato nei giorni scorsi presso gli uffici del Comune di Palma il progetto che prevede la costruzione di un'ampia piscina all'interno del plesso in dotazione alla scuola dell'Istituto Cangiamila, diretta dal dirigente scolastico Eugenio Dorsi, l'incontro è venuto alla presenza del sindaco Stefano Castellino, di Angelo Vullo, dell'architetto Stazzeri, al fine di avviare le procedure. Un fatto che certamente fa aumentare notevolmente lo standard qualitativo dell'offerta educativa dello stesso istituto. Il Comune di Palma ha ricevuto per nome e per conto dei 3 istituti comprensivi più Istituto Superiore di Istruzione Giovanni Battista Odierna da parte dello Stato un totale di circa 240.000 euro di contributo, e di questo ringraziamo il Governo nazionale per la sensibilità dimostrata. Nello specifico già il liceo Odierna, l'Istituto Superiore Odierna si è attivato con il nostro ufficio tecnico per realizzare delle attrezzature sportive, e l'Istituto Canciamila ci ha presentato un progetto per quanto riguarda la creazione di una piscina nel presso Canciamila, quartiere Firriato, che il Comune si terrà nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alla scuola di poter utilizzare quei fondi per realizzare questa importante infrastruttura sportiva che segnerà un ulteriore passo in avanti da parte della nostra comunità e degli istituti scolastici in generale. Cioè, la fruizione sarà per gli studenti, ecco come viene dettagliata? La fruizione evidentemente sarà in questa fase più che studenti, per i bambini, per i ragazzini, per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Cangiamila. Ciò nulla osta che in sinergia con il dirigente scolastico si possono trovare delle condizioni per aprire anche ai non alunni di quell'istituto l'utilizzo di quella infrastruttura. Siamo convinti che oltre a questa realizzazione, quelle realizzazioni sportive dell'Istituto Superiore di Giovanni Battista Odierna e quelle che stiamo realizzando a brevissimo grazie a un finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palma sta continuando quel percorso di crescita verso quel punto di arrivo che è Palma, città dello sport, una città aperta e accogliente, che potrà trovare concretizzazione nel giro di pochi mesi. Che tempi di realizzazione abbiamo? Credo che prima della primavera l'Istituto Cangiamila avrà la propria piscina, e credo altresì che tra Natale e Capodanno partiranno i lavori di riqualificazione urbana e di nuova creazione di infrastrutture sportive presso il Presso Santi Mattarella.